Strade insanguinate nel veneziano. Nel giro di poche ore 2 incidenti diversi provocano 3 vittime. Una notte difficile per i soccorritori che alle 22:50 si sono recati sulla strada statale 42 a Ceggia, chiamati dai carabinieri. Davanti ai loro occhi uno spettacolo terribile. Da un lato il corpo senza vita e decapitato di Martino Sarto, 33 anni, parrucchiere di San Giorgio di Livenza, poco lontano la sua auto, una Fiat Punto Blu, completamente distrutta. Un dolore impossibile da trattenere per un amico di famiglia giunto sul posto per vedere, cercare di capire. L'ho visto crescere. Non ci sono parole. Doveva essere una bella serata per Martino, la sua squadra del cuore aveva vinto. Avevo visto la partita della Juventus qui a Ceggia con gli amici. Abita qui a 4-5 chilometri. Strada dritta, si vede, non so, perché stava bene. Non lo so cosa è successo, forse un colpo di sonno, chi lo sa. Una dinamica tutta da ricostruire, l'unica cosa certa è che per terra non ci sono segni di frenata. Martino Sarto ha perso il controllo dell'auto mentre era impegnato nella curva. La Fiat Punto è finita nel fossato, sbattendo violentemente contro la recinzione di un'abitazione e contro il palo delle linee telefoniche. Martino è stato sbalzato fuori dall'auto e il suo corpo è finito riverso nel fossato. Non è stato molto piacevole, devo dire, e niente, poi appunto mi hanno fatto vedere che era ancora nel fosso e quindi sì, non è stata una cosa molto bella. Di Martino ora rimane il ricordo dei suoi cari e degli amici. Finito le scuole, lavorava a San Donato e posto, c'erano clienti che volevano solo lui, perché era buono, simpatico. Abbiamo fatto una cena con degli amici 4 mesi fa a casa sua. L'ultima volta che siamo stati assieme. 4 ore dopo, lungo l'autostrada A4 all'altezza di San Michele al tagliamento, un furgone con a bordo 4 rumeni, 2 uomini e 2 donne ha tamponato un autoarticolato polacco. Il violento impatto ha provocato la morte di 2 dei 4 componenti del furgone, un uomo e una donna hanno perso la vita. Gli altri 2 sono ricoverati in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. Per i rilievi del caso e lo spostamento dei mezzi, l'autostrada è rimasta chiusa dalle 3:30 alle 6:30 del mattino.